Dal 4 al 7 settembre torna FVG Bike Trail, l'evento al quale quest'anno prenderanno parte 587 appassionati di bici proveniente per il 20% dal Friuli Venezia Giulia e per il 58% dal resto d'Italia, il restante 22% dall'estero. Novità assoluta è il percorso 100, pensato per la community locale e per chi desidera un'esperienza più breve ma intensa. Oltre allo sport, spazio anche all'arte con il progetto Colnago, firmato dal maestro Giorgio Celiberti, due bici G4X trasformate in opere d'arte in movimento. Il cicloturismo in questi anni è notevolmente cresciuto, è diventato insomma, un pezzo importante dell'aumento del turismo che la città ha avuto. Ricordiamo che nel 2024 l'aumento sull'anno precedente è stato del 10,39%, quindi questo ci fa capire che la città di Udine ha fatto un cambio, uno switch. L'FVG Bike Trail è un evento cicloturistico di bikepacking che si pone l'obiettivo di portare i partecipanti alla scoperta di quelle che sono le eccellenze del territorio e del lato più intimo autentico della regione. Abbiamo tantissimo da far scoprire da un punto di vista paesaggistico, culturale e non gastronomico, quindi il nostro intento è quello di aiutare le persone appunto a scoprire queste peculiarità. Abbiamo fatto una bella collaborazione con il maestro Celiberti, maestro di fama internazionale e artista riconosciuto veramente a livello internazionale. Abbiamo fatto con lui la maglia dell'edizione del 2025, progetto nel progetto abbiamo anche realizzato, grazie alla collaborazione con Colnago, una bicicletta unica nel suo genere che presentiamo oggi in anteprima e che praticamente vede l'opera del maestro Celiberti sul telaio della bicicletta, un esemplare unico che verrà utilizzato per quelle che saranno le celebrazioni proprio delle eccellenze del Friuli.